Buongiorno ragazzi, ora un'altra bella ricetta, le seppie col pomodoro, il seccapumarolo, come diciamo noi qua del sud. Qui abbiamo le seppioline che ho comprato congelate perché non stavano fresche, quindi io evito di comprarle, diciamo, perché se vado da quello di fiducia e vado a Porto di Salerno e le compro lì, quindi se devo andare a un supermercato a comprarle che hanno decongelate non vale la pena, le compro congelate direttamente. Poi la cipolla, il pomodoro, e questa è una pelata piccola, il sale quanto basta e un bicchiere di vino per farlo sfumare, diciamo. Queste sono, diciamo, le cose che servono per questa ricetta. Quindi oggi spaghetti qui secchi, come diciamo noi. Gli ingredienti sono questi qui, poi vi farò vedere man mano come fare tutto, diciamo. Ma penso che la maggior parte di voi lo sa, però vi faccio vedere come lo faccio a modo mio. Ecco ragazzi che stanno soffriggendo, diciamo, stanno friendo il cipolle. Adesso andiamo a mettere, diciamo, le seppie. Quindi eccole qui. Adesso faremo un po' friggere e poi aggiungeremo il vino bianco per farle sfumare. Ecco qui ragazzi che stanno davvero bello friggendo e ora aggiungeremo il bicchiere di vino bianco che poi farà sfumare tutto, diciamo. Ecco qua, facciamo giusto una girata. Adesso facciamo evaporare, diciamo, tutto il vino bianco, quindi lo facciamo tirare e poi aggiungeremo il pomodoro. Quindi un po' di pazienza che evapora questo vino e poi aggiungeremo il pomodoro. Poi aggiungeremo un po' d'acqua e poi faremo tirare tutto il sugo e poi aggalammo gli spaghetti. Ecco qua ragazzi, ora ho messo, diciamo, la pelata piccola passata, frullata con mixer, più, diciamo, 3 bicchieri di acqua, un bicchiere da cucina, diciamo. E ora tiriamo diciamo, il sugo fino al, diciamo, a quando non avrà una consistenza bella densa. Quindi ora metteremo il coperchio e aspetteremo che cuocia. Più o meno ci vorrà secondo me una mezz'oretta. A fuoco lento, bello che tira bello piano piano. Quindi mettiamo il coperchio e attendiamo. Ecco qui ragazzi, qui bolle tutto. Allora assaggiate, mi raccomando, e vedete quanto sale bisogna metterci, perché le seppie già in sé per sé possono salare il pomodoro, però voi assaggiate e quindi regolatevi di conseguenza, non dimenticatelo. Ecco qua ragazzi, e il sugo si è tirato bene. Adesso dobbiamo fare solo gli spaghetti, quindi il sugo è pronto, quindi all'opera. Adesso ragazzi scoliamo gli spaghetti e andiamo a impiattare. Ed ecco qua ragazzi, davvero uno spettacolo, non ci sta nulla da dire ragazzi, davvero uno spettacolo. Quindi ragazzi, come sempre, se permettete, a Giammagnà. Ciao a tutti e al prossimo video.